Amiche e amici, buon pomeriggio dal Pala Gems. Incontro Italpol contro Casalotti. Se l'Italpol vince sarà automaticamente promosso in Serie C1. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, partiti! Martini che con un po' di difficoltà però non si libera, Pignotta avanti, Pignotta il tiro, mette la palla al centro ma non ci va nessuno e si perde, così un'ottima occasione da parte della formazione di casa. Albani ancora lui, niente da fare, però Armellini, vediamo se tenta il tiro oppure se la passa dentro per Gaffi, ancora Albani ci prova il tiro, la palla viene ribattuta bene da Cenci. Poi le passa Luzzo ancora con Bertaccini, il tiro, la bella parata di Ferrari anche lui tra i protagonisti. Armellini in aria destra e per un pelo Martini, bravo per conquistare palla, il palo che palo, Gambelli. Da Fratini, vediamo la finta, Armellini il tiro, ribattuto, la palla a Pignotta il tiro e vediamo cosa dice l'arbitro, gol! Fratini anche dietro Armellini preferisce spazzarla ma la palla arriva ancora abbastanza a Luzzo, tiro e il pareggio immediato degli ospiti. Ancora per la palla arriva a Martini sorprendentemente Lotrionte firma il 2-1 per gli ospiti. Sta succedendo di tutto in questa partita. Prende il pallone e riprova con difficoltà a portarla avanti. Albani il tiro, la palla viene ribattuta un'altra volta. Cenci contro Ferrari, o il 3-1 o si riparte con il 2-1, il 2 per la parata. 2-1. Vediamo e segna il gol del 3-1, autentico KO per la squadra di casa. E ci prova ancora ma spreca il palo Trionte, riparte Gambelli potrebbe dare la cava, invece fa tutto da solo, Gambelli il tiro e 3-2, si riaprono i giochi, 3-2 Gambelli. Ma vediamo adesso lo Iodice, guardate, conquista il pallone, lo Iodice, la palla dietro, Albani, il tiro, il miracolo! Ancora Albani, la palla dentro, lo Iodice non tira, Albani, dentro, e 3-3, l'autogol, il 3-3, autogol e si riaprono i giochi!
Gaffi dietro a Fratini, Fratini, vediamo se tenta il tiro, la passa là, Lauri, il tiro e gol! Il gol! Il gol! Lauri! Potrebbe essere il gol vittoria! Mezzanotte dietro, il tiro ed il gol all'ultimo secondo, che è un'autentica tragedia per l'Italpo, una tragedia sportiva. 4-4, che partita! Ma probabilmente la tensione ci ha un po' bloccato. Facciamo i complimenti al Casalotti per la grandissima prestazione. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. A 20 secondi dalla fine stavamo in vantaggio, poi col portiere in movimento c'è la possibilità di fare gol, abbiamo preso il palo esterno e loro in un'azione un po' rocambolesca, perché il portiere è sfuggito dalla palla, sono riusciti a segnare. Complimenti a loro, abbiamo un'altra partita, vediamo quello che succede. Una partita difficile, due squadre forti, importanti di questo girone, hanno dimostrato di essere, secondo me, pronti per fare noi potevamo fare un campionato diverso, loro meritano di vincere il campionato, la squadra più forte secondo me. Hanno trovato una giornata sfortunata perché hanno sbagliato tanto. E il nostro portiere ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più forti di questa categoria, se non categorie superiori. Non serve a nessuno dei due questo punto, purtroppo è andata così. Vabbè.